Preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni Nico Basso, consigliere comunale di opposizione ad Asolo, dopo la bufera scoppiata in seguito al post shock pubblicato sul suo profilo Facebook contro Silvia Romano, la giovane cooperante rapita in Kenya nel 2018 e liberata sabato in Somalia. Una foto della giovane con scritto sotto "impiccatela". Il post è stato rimosso, ma l'odio si era già scatenato con altri messaggi ed offese nei confronti della cooperante. E mentre la Procura di Milano indaga per minacce aggravate, il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, prende le distanze dal consigliere comunale. La città di Asolo è sempre stata da secoli una città accogliente, aperta, senza frontiere, che getta ponti e non costruisce muri. Per cui dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di tutta la maggioranza che rappresento e di tutta la città di Asolo, è un'uscita estrema, fuori luogo, fuori contesto e oltremodo oltraggiosa nei confronti della persona e della donna cooperante. Da più parti sono arrivate richieste di dimissioni per il consigliere Nico Basso, non nuovo a messaggi con insulti contro politici e rappresentanti delle istituzioni. Questa sera abbiamo il Consiglio Comunale. Io come sindaco non ho nessun mezzo legale, chiamiamolo così, di richiamo se non quello politico. E vediamo questa sera in Consiglio Comunale come gestire al meglio la situazione.